La Nuoveggio Virtus manca l'occasione di chiudere il 2025 da capolista solitaria. Dal Contres Barone finisce 1-1 contro una Vigor Lamezia Maidoma capace di strappare un punto prezioso. Un pareggio che lascia un pizzico di rammarico in casa giallorossa, ma che, complice la sconfitta del Savoia, consente comunque ai barcellonesi di chiudere l'anno in testa al girone I di Serie D con 31 punti. Ligea parte forte, dopo pochi minuti trova subito il gol con Maddaloni, bravo a colpire di testa, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo dello stesso difensore giallorosso. La Vigor risponde immediatamente con un gran destro di Del Pin, sul quale De Falco si fa trovare attento. Gli ospiti crescono e reclamano anche un possibile rigore per un sospetto tocco di mano di Maddaloni, ma il direttore di gara lascia correre. Il match si sblocca allo scadere del primo tempo quando Samaché aggancia in aria il cross di Mirasci e con un sinistro potente batte il portiere facendo esplodere il Dal Contres Barone. Per l'attaccante bomber giallorosso e la nona rete in maglia Virtus. Nella ripresa i padroni di casa provano a chiudere i conti. Calafiore sfiora il raddoppio con un destro che esce di pochissimo, poi Maddaloni, servito dalla sponda di Maltese, manda al lato di testa. La Vigor però resta in partita e si rende pericolosa con Spanò ancora fermato da De Falco. Al 67esimo arriva il pareggio. De Falco respinge una conclusione dal limite, ma sulla ribattuta Pussetto è il più rapido di tutti e con il destro firma l'1-1, regalando ai tifosi biancoverdi una gioia incontenibile. Gli ospiti credono anche nel colpaccio all'81esimo Catalano, ex Città di Sant'Agata, alla palla del sorpasso, ma il suo sinistro termina alto. Nel finale Ligea si riversa in avanti, ci provano Longo e Vanca, ma senza fortuna. Finisce 1-1, un punto che porta la Nuoveggio Virtus a quota 31, nuovamente in vetta alla classifica insieme al Savoia, e con un 2025 chiuso col botto. La Vigor Lamezia sale invece a 18 punti, allontanandosi dalla zona play-out.